Vi presento gli ospiti di questa sera. Alla mia destra Corrado Callegari, ex parlamentare della Lega. Callegari, è sdoganata la violenza? In parte probabilmente sì, soprattutto con gli ultimi eventi, come diceva la Simonetta. Il titolo è azzeccatissimo perché quando dice siamo tutti a rischio, perché di fronte a un evento del genere che non ha un background, diciamo una storia, un qualcosa, una credine, ma è diciamo un'azione così impulsiva, questo cosa vuol dire che domani può succedere a me, può succedere a lei, può succedere a tutti. Io qualche episodio di intolleranza qualche volta lo vedo anche per strada quando si circola con le automobili, perché tu vedi che ci sono persone che sono, non so se siano soggetti perché magari hanno assunto qualcosa, però sono persone che hanno degli atteggiamenti un po' diciamo schizoidi e molto agitati. Questo adesso, da come è stato ricostruito, che quando uno prende e ti dà una spinta e ti sbatte la testa contro il muro, sicuramente lì c'è un'azione tipo raptus o qualcosa che lo ha fatto scatenare. E non vedo neanche che soluzioni in questo momento qua si possono trovare, se non evidenziare questi casi qua, denunciarli, ma effettivamente c'è un clima un po' di violenza in giro, perché lo vediamo con le baby gang nelle città urbane, li vedi anche in certe situazioni di manifestazione. Io vedevo anche ieri la rabbia degli agricoltori a Bruxelles, non è una cosa da poco. Io ho visto i gesti, cioè vuol dire che c'è una rabbia interiore, una sofferenza, quindi diciamo che sta anche alla politica, alla società cercare di capire che cosa sta succedendo e cercare di anche redimere. A questo fremendo chiedo a Callegari a questo proposito. Beh, allora diciamo che innanzitutto quel segnale relativo al ragazzo che si stava costruendo un'arma in casa con tutta una serie di idee che gli frullavano per la testa è un segnale molto grave, perché in America e in altri paesi, citavate Oslo dove era successo con la certo. Cosa ne sai che questo qua si prepara un'arma, se la carica, va su un angolo della strada e comincia a sparare a tutti quelli che passano. Quindi il segnale è per me molto grave. Volevo collegarmi con l'analisi che ha fatto Gottardo, che per me ha fatto un'analisi molto profonda della situazione, ripercorrendo anche i tempi passati e mettendo in evidenza una cosa che adesso, passate le elezioni, nessuno si sta più preoccupando, perché il 55% delle persone nella nostra regione, che la nostra regione è sempre stata una di quelle che andava a votare in maniera massiccia, sempre intorno al 70-80%, non è andata a votare. Cioè il 55% non è andato a votare. Nessuno si sta preoccupando. Allora io dico, ma nella testa di queste 55% di gente che cosa sta girando? Hanno sfiducia nella democrazia, non credono più in questi strumenti, possono andare a fare quello che ho visto e ripeto ancora a Bruxelles ieri, dove c'erano agricoltori esasperati e dove che negli anni passati li abbiamo visti anche qua da noi. Cioè tu non puoi sapere come reagisce la gente. Mi ricordo che negli anni 70, che io come molti di voi li abbiamo vissuti, tutto sommato tenevano sotto controllo le persone che non la pensavano come la democrazia, perché comunque confluivano i movimenti extraparlamentari, tutte queste cose qua, la polizia era in grado di tenerli un pochettino sotto controllo, anche se dopo abbiamo visto com'è finita. Ma qua non c'è nessuno che si sta preoccupando della testa di quel 55% che non è andato a votare. Tutti a parlare, io ho vinto, l'altro ha vinto, quell'altro ha vinto. Qua c'è per esempio Paolini, che è rappresentante della Lega. La Lega è passata da 1.300.000 voti a 600.000, ne ha persi 700.000, ma non solo la Lega, hanno perso tutti. E nessuno adesso, sono tutti preoccupati. E a Carega in commissione, l'assessorato, l'altra passa al gruppo misto perché non mi hanno accontentato.
e del 55% che hanno votato non si preoccupa nessuno. Magari viene fuori, non vorrei chiamarne nera, come quei ragazzi come quel ragazzo che sta facendo le cose a casa sua, anche perché ricordiamoci che nei seggi non sono andati a votare i giovani. Cioè nei seggi, per chi è stato al seggio, ha visto che sono arrivate flotte di anziani. Per carità, la popolazione è anche più vecchia e c'è anche questo problema. Ma tantissimi giovani non sono andati a votare, anzi se tu vai a chiedere ai giovani che alla sera stanno davanti ai bar a beversi spritz, robe del genere, se tu gli parli di politica, ti mandano a quel paese. E la politica, ripeto, non si sta assolutamente ponendo nessuna domanda e questo per me è una roba grave. Palasco, la politica non si sta ponendo queste domande, però è anche vero che li sentiamo, cioè le analisi, è introdotto l'argomento della disaffezione, no? Del fatto che ormai sta avvenendo che, dicevamo, vota metà della popolazione, in realtà siamo ormai sotto questa metà della popolazione. Se io mi onoro di essere amico di Callegari, ci sarà un motivo, no? Perché quando Callegari parla, io mi nutro sempre di qualcosa. Qualche altra volta magari posso essere in disaccordo, però Callegari mi trasmette, quando esprime i suoi concetti, saggezza e acume nel cercare di penetrare i problemi. Tutto ciò per dire che sono d'accordo con quello che ha detto Corrado, ma io rincarerei... Stanno riducendo a gruppi sì, ma di stanno seguaci. poi facendo leggi in funzione di questa loro struttura. Non va bene. Ma anche in nome della governabilità, perché c'è anche questo Ma anche sì, in nome ma... della governabilità. Callegari, ben venga da Venezia, o se fosse il sovrintendente... Il problema è un po' diverso perché non sono state rispettate le regole nella nomina di questa Venezia. I vari passaggi non sono stati rispettati e di fatto è avvenuto come se fosse un'imposizione. E quali sarebbero questi passaggi che le dice? Perché devono fare una concertazione con anche le persone che lavorano alla Fenice. Poi per quanto riguarda il pubblico mi sembra che già durante le prime manifestazioni all'interno della Fenice, come hanno mostrato prima i volantinaggi che sono orati, cioè una parte del pubblico ha già dato una sua opinione. Poi nulla da dire sulla Venezia perché sicuramente è una direttrice valida perché ha riscosso successo in giro, però in tutte le cose bisogna rispettare delle regole. Con la Bianchi non le ha rispettate, ha anche ammesso di non averle rispettate, l'ha ammesso anche di recente Brugnaro, e adesso cercano di correre ai ripari. Sono soprattutto preoccupati per il concerto di Capodanno che viene trasmesso ora cosa, e ovviamente probabilmente staranno studiando delle forme di protesta che mi sembra che metteranno una spilla, però non mi fido che sarà solo quello perché ci possono essere. Là ormai c'è un muro contro muro, io sinceramente non so come andrà a finire. Stato vuol dire che c'è un motivo, non è che attenzione, ma i membri dell'orchestra non sono Gesù Cristo, cioè sicuramente vuol dire che sarà un sovrintendente. Vuol dire che non c'è una colorazione politica, è trasversale l'opposizione a questa Venezia da parte delle maestranze, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va. Io non sono un intenditore di musica, quindi non sono in grado di dire. No, ma allora in tutta la polemica non abbiamo capito cosa c'è che non va. Perché non lo abbiamo capito? Non segui perché Brugnaro lo ha riconosciuto che c'è stato un errore da parte di Colabianchi. Ma qual è questo errore? Ma traducilo. Io non sono all'interno di questa struttura qua. C'è stata questa cosa qua, se no ti pare che le maestranze si inventano queste cose qua? Beh, oddio, qualche volta abbiamo assistito anche a proteste capziose, cioè non sempre. Va bene. Se si vuole superare, secondo me, il pubblico l'ha già dato. E cilindri
recupereremo. L'ha già data alle prime cose. Sì, però usciamo dalla polemica, però cerchiamo di uscire dalla polemica. Io ti dico, allora, se tu parli di una cosa ti dico quello che è avvenuto. Anche degli altri emendamenti, sempre i parlamentari veneti, dal gruppo, quelli che hanno fatto nel 2017 il comitato referendario, hanno mandato su degli emendamenti perché venga inserito, oltre a Roma Capitale, anche le città metropolitane.